Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. DNA, impronte digitali e esame autoptico. Gli inquirenti cercano di trovare la chiave per leggere la tragedia che si è consumata a Rende. Al momento il mistero è fitto. Firmato il decreto per le assunzioni negli ospedali calabresi, 58 i nuovi primari, obiettivo fermare l'emigrazione sanitaria. Il commissario Scura punta sulla professionalità. Una 28enne di Rizziconi ha perso la vita sulla strada provinciale nei pressi di Gioia Tauro, coinvolto nell'incidente un mezzo in sosta. La giovane è morta sul colpo. 2 persone sono finite in manette a Polisten accusati di riciclaggio e furto aggravato. I carabinieri hanno chiuso l'officina dove i 2 lavoravano. Crolla parte di una palazzina disabitata a Lamezia, paura ma nessun ferito, a cedere una parte del tetto e una parete perimetrale. Il Cosenza supera il turno di Coppa Italia battendo allo stadio di Via del Mare il Lecce. La squadra di Braglia, in virtù di un'ottima gara, vince per 2-0, assicurandosi la semifinale con la Viterbese. Buonasera dalla redazione del TG3. Dunque, in apertura di questa edizione del nostro giornale torniamo ad occuparci della tragedia avvenuta a Rende nel Cosentino nella notte di domenica. Il DNA, le impronte digitali, gli esami autoptici, gli inquirenti cercano di trovare la chiave per leggere quanto è successo nella villetta della famiglia Giordano, ma al momento il mistero è fitto. La pagina Facebook di Giovanni Giordano è l'unica cosa che continua a scorrere, mentre tutto il resto si è fermato domenica notte. Il sangue ha sommerso ogni cosa, ha fossilizzato una scena drammatica che si fa fatica a raccontare e a capire. Non è facile il compito di chi sta leggendo, o almeno sta provando a farlo, la scatola nera della vita di Via Malta, dando un senso ai fendenti, ai proiettili, alle posizioni dei corpi sparsi per le stanze. Ci sono dei fatti da ricostruire, una dinamica da stabilire raccogliendo elementi utili. La procura, i carabinieri, il criminalista Luca Chianelli, il consulente balistico Mancino, il medico legale Cavalcanti hanno avviato e continueranno gli accertamenti in quella casa accogliente che si è trasformata in scena del crimine. Le pistole che hanno esploso i colpi mortali sono gli oggetti al centro delle indagini. Gli esami genetici e dattiloscopici dovranno aggiungere altre informazioni. DNA, impronte digitali e gli esami autoptici, che saranno effettuati tra oggi e domani, costituiscono il cardine dell'inchiesta, che dovrà rivelare ciò che materialmente è successo. Più complesso comprenderne le ragioni, il cosiddetto movente. L'analisi dei telefoni, delle chat, dei messaggi, di ogni singola parola, potrebbe rivelare una volontà, uno stato d'animo, un malessere, capace di accendere la scintilla che si è propagata fino a diventare una strage. Sempre che si trovi una traccia da seguire, una pista che conduca nell'animo del carnefice o delle vittime, svelando quello che oggi è avvolto dal mistero. La sanità adesso, l'emigrazione sanitaria si può fermare solo con prestazioni di qualità e quanto afferma il commissario ad acta Scura, il cambiamento dice può avvenire solo con l'assunzione dei medici migliori. Sentiamolo, Salva Ballino. Curarsi fuori regione costa 300 milioni ogni anno, un lusso che questa terra non può permettersi. Non è bastato dotare di PET le aziende ospedaliere di Cosenza e Reggio Calabria per fermare l'emigrazione sanitaria. Di solito i pazienti decidono di curarsi nei luoghi dove viene fatta la diagnosi, non qui, come dimostrano i dati in riva allo Stretto. A Reggio Calabria ci sono 400 procedure di follow-up e 400 procedure diagnostiche. Al Melacrino Morelli si fanno circa 60 interventi chirurgici sulla mammella. Gli altri 350 dove sono andati? Come invertire la tendenza? L'ufficio del commissario ha le idee chiare. Negli ospedali calabresi dovranno lavorare i medici più bravi. Il primario della cardiochirurgia di Reggio Calabria, dottor Fratto, era il numero 2 del Niguarda. Il pronto soccorso sempre del Melacrino Morelli, non mi ricordo se viene da Filippo Neri, insomma viene da Roma. In una settimana il pronto soccorso, che era intasato come quello del Pugliese come si chiama, di barelle, di queste, e tutti i giorni eravamo sui giornali, in una settimana non c'era più una barella. Cioè, allora io voglio dire,
la professionalità è fondamentale. Sto per adottare un decreto con l'autorizzazione ad assumere 60 primari. Ho già detto a tutti i direttori generali, se porca miseria continuate a fare primari, il 100% degli ex facenti funzione, come pensate di migliorare? Resta infine un problema da risolvere, basta ascoltare altri numeri, quelli degli screening, per capire. Reggio Calabria 0, Cosenza 8, e tenete conto che Reggio Calabria più Cosenza sono il 65% della popolazione calabrese, Crotone 76%, Catanzaro 35%, Vibo Valentia 55%. Un problema culturale secondo l'ufficio del commissario, forse o forse no, se pensiamo che negli ultimi anni la sanità ha badato più ai bilanci che alle prestazioni di qualità. Ora c'è da riconquistare la fiducia dei calabresi. Il commissario Scura, come annunciato, ha firmato il decreto che autorizza 474 assunzioni negli ospedali calabresi, 58 i nuovi primari, la spesa prevista è di 17 milioni ogni anno. Firmato il decreto tanto atteso nel comparto sanità che autorizza 474 assunzioni. In particolare arriveranno nelle corsie degli ospedali calabresi 58 primari, 339 medici, 77 figure professionali, tra cui biologi, tecnici di radiologia e di laboratorio. All'Annunziata di Cosenza i direttori di unità complessa riguarderanno la chirurgia toracica, medicina, neurochirurgia, dermatologia, oncologia, reumatologia, chirurgia, pneumologia, in pianta organica anche 53 nuovi dirigenti medici, 15 le altre figure professionali previste in organico. Al Pugliese di Catanzaro lavoreranno 3 nuovi primari, medicina generale, chirurgia generale e oncologia, 35 nuovi medici più 13 figure professionali tra cui un fisico e un fisioterapista. Ai riuniti di Reggio saranno assunti 6 primari, il centro trapianti, nefrologia, oculistica, psichiatria, dermatologia, la direzione di presidio, più 48 nuovi camici bianchi. Per quanto concerne le figure professionali diverse saranno 5, tra cui un chimico. Al Policlinico Mater Domini di Catanzaro nessun primario, arriveranno però 37 medici e 3 biologi. A Crotone 3 nuovi primari, geriatria, cardiologia e direzione di presidio, più 26 medici, in pianta organica anche un tecnico di radiologia, un biologo e un farmacista. All'azienda ospedaliera di Vibo Valentia saranno 5 i nuovi primari, ortopedia, ostetricia, chirurgia per lo Iazzolino di Vibo, 2 primari di medicina a Tropea e Serra San Bruno, più 50 medici e 11 figure professionali, tra cui un logopedista. All'ASP di Catanzaro 3 i primari per l'ospedale di Lamezia Terme, 14 medici più un tecnico di radiologia. All'ASP di Reggio previsti 14 primari, tra cui 5 all'Ocri, 5 a Polistena e 3 a Gioia Tauro, più 37 nuovi medici. Infine l'azienda sanitaria di Cosenza previsti 12 primari, 2 a Castrovillari, 1 a Praia Mare, 1 a Corigliano, 3 a Rossano, 1 ad Acri, 2 a Cetraro, 1 a Paola e 1 a San Giovanni in Fiore. La spesa per la sanità calabrese prevista sarà di 17 milioni ogni anno. E l'ospedale di Trebisacce riapre con il pronto soccorso e la decisione presa nell'incontro operativo tenutosi all'ASP di Cosenza tra il direttore generale Raffaele Mauro e l'assessore alla sanità del comune di Trebisacce. Torniamo alla cronaca. Un incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale nei pressi di Gioia Tauro. Nell'impatto ha perso la vita una ragazza di 28 anni di Rizziconi. Un destino beffardo per 2 persone della Piana ha segnato tragicamente la giornata di ieri. Nel primo caso un terribile incidente verificatosi intorno alle 20:30 lungo la SP1 che collega Gioia Tauro a Taurianova ha spezzato la vita di una giovane di Rizziconi, Marilena Arena di 27 anni. Nel secondo Domenico Sicari, taurianovese, stroncato da un infarto fulminante mentre era alla guida della propria autovettura nel centro del paese. La 27enne, secondo le prime ricostruzioni,
giorni viaggiava da sola alla guida della propria auto, una Fiat Panda, in direzione Taurianova, quando per causa ancora da accertare ha perso il controllo della vettura che, sbandando, è andata a finire dentro il piazzale di un'area di servizio e ha impattato contro un'altra automobile che era parcheggiata, una Lancia Y, capovolgendosi infine su un fianco. Il forte vento e la pioggia battente di ieri sera potrebbero essere stati gli elementi determinanti nel provocare il gravissimo incidente. Immediati ma purtroppo vani i soccorsi. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palmi, a cui però è toccato il triste compito di estrarre il corpo della ragazza, ormai privo di vita, dall'auto. La tragica scomparsa della giovane ha gettato nel dolore e nello sgomento un'intera comunità. Riciclavano auto rubate, 2 arresti nella Piana, i domiciliari sono finiti, un 32enne e un 29enne, obbligo di dimora invece per un 44enne, sono accusati di ricettazione, riciclaggio e furto aggravato. 3 i soggetti finiti in manette nella Piana di Gioia Taura, accusati dei reati di ricettazione, riciclaggio e furto aggravato. Si tratta di Ferdinando Circosta, 29 anni, di Rosarno, di Antonio Bevilacqua, 44 anni, sempre di Rosarno, e di Michele Raso, 32 anni, di Polistena. Gli arresti sono stati eseguiti dai militari della compagnia Carabinieri di Taurianova, i quali nella giornata di oggi hanno fermato i 3 mariuoli. Raso e Circosta sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre Bevilacqua è stato assoggettato all'obbligo di dimora. Il provvedimento cautelare conclude un'attività investigativa svolta dalla stazione Carabinieri di Polistena e avviata a seguito del rinvenimento all'interno di un'officina della cittadina gestita da Raso e Circosta di una Fiat Panda rubata poche ore prima a Pizzo Calabro, nella provincia di Vibo Valentia. Dopo questo primo intervento, cui è seguita la restituzione dell'auto ai legittimi proprietari, i militari di Taurianova hanno svolto una meticolosa attività investigativa che, attraverso analisi tecniche, accertamenti e riscontri investigativi, ha consentito di dimostrare come parte del materiale rinvenuto costituisse provento di precedenti furti. L'officina, dopo il controllo, è stata chiusa. Raso e Circosta, considerati gli organizzatori del sistema, risponderanno dei reati di ricettazione e riciclaggio, mentre Bevilacqua è accusato del solo reato di furto aggravato. Paura ma nessun ferito a Lamezia Terme per un crollo parziale avvenuto all'ultimo piano di una palazzina disabitata, lo vedete in queste foto dei vigili del fuoco, a cedere probabilmente per le infiltrazioni dovute alle piogge intense degli ultimi giorni. Sono stati una parte del tetto e una parete perimetrale di un vecchio stabile di via Gioberti nel centro storico del quartiere San Biase. Sul posto del crollo, che ha fatto riversare calcinacci sulla strada al momento deserta, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia che hanno provveduto ad eliminare altre parti del fabbricato in imminente pericolo di caduta. E un muro è crollato oggi nel centro storico di Cosenza intorno alle 17:30 nel rione Masti. I residenti sono stati allertati da un boato, le macerie hanno invaso la carreggiata intasando la strada. Adesso notizie che riguarda il maltempo, neve sui rilievi nel Cosentino, montagne e colline imbiancate, nevicate anche sulla statale 107 Silana-Crotonese nei pressi del valico della Crocette di San Fili, ma anche nel tratto presilano, neve anche sulla A2 del Mediterraneo, ex A3 Salerno-Reggio Calabria, nei pressi di Rogliano e anche nei pressi di Castrovillari. E sempre a causa del maltempo, ancora notizie sulle statali 107 Silana-Crotonese per un mezzo pesante in avaria e 585 Fondo Valle del Noce per tamponamento tra mezzi pesanti. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato. E danni per il maltempo anche a Belvedere Marittimo nel Cosentino sulla costa tirrenica, dove è ceduto il muro di contenimento della strada che collega la contrada Castromulle e Pentaide. La strada è stata chiusa al transito perché dai primi accertamenti il manto stradale si è abbassato di diversi centimetri. Sul posto vigili urbani e vigili del fuoco che per precauzione hanno operato anche controlli alle abitazioni limitrofe. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Numero
Numerosi articoli di carnevale, elettrici ed elettronici, non a norma, giocattoli privi di marcatura CE, articoli destinati all'uso scolastico e cosmetici sono fra i 246.000 prodotti privi di etichetta sequestrati dalla Guardia di Finanza di Paolo in un esercizio gestito da un cittadino di etnia cinese. Il sequestro è stato fatto nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire la commercializzazione di prodotti nocivi o pericolosi per la salute. Il titolare del negozio, dove il materiale era stato posto in vendita, rischia una sanzione amministrativa fino a 60.000 euro. I carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Reggio Calabria Andrea Casili, 38enne di Condofuri, già noto alle forze dell'ordine per danneggiamento e tentata estorsione aggravati dalle modalità mafiose. L'uomo è stato ritenuto responsabile, insieme ad altri ancora da identificare, dell'incendio di un autocompattatore della ditta incaricata del servizio di nettezza urbana a Condofuri. All'origine del gesto, secondo i carabinieri, la volontà della cosca Rodà Casile di affermare il proprio controllo del territorio attraverso una ritorsione contro la società per non aver assunto alcune persone ritenute contigue alla cosca, fra le quali Casili. Giunge alle battute finali il processo d'appello presso la Corte d'Assise di Catanzaro sull'omicidio Taranto. La pubblica accusa ha chiesto la conferma della sentenza di condanna di primo grado a 18 anni di carcere per Domenico Mignolo, accusato di essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Antonio Taranto in via Popilia il 29 marzo di 3 anni fa con un colpo di pistola calibro 38 che Mignolo avrebbe esploso dal balcone di casa con una 357 Magnum. E ancora notizie di cronaca: avrebbe rubato gioielli e preziosi per un valore di circa 100.000 euro nell'abitazione di un noto professionista presso cui lavorava. Il furto è avvenuto a Cosenza. Adesso l'uomo di 27 anni filippino è stato individuato e sottoposto a fermo a Roma da personale della squadra mobile di Cosenza insieme a quello di Roma e del servizio di polizia scientifica. Il provvedimento era stato emesso dalla Procura della Repubblica diretta da Mario Spagnuolo. E un neonato è deceduto stamani subito dopo il parto nella divisione di ginecologia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso, sono stati i familiari della mamma a denunciare il caso alla Polizia di Stato. La Procura di Reggio ha già avviato un'inchiesta e i magistrati hanno disposto il sequestro della cartella clinica e l'autopsia sul neonato che sarà eseguita domani. Cambiamo argomento, ci spostiamo adesso a Bovalino per la querela sulla situazione economico-finanziaria del Comune. Una polemica seria, quella che è scoppiata tra l'attuale amministrazione che guida il comune di Bovalino e quella che ha avuto la responsabilità del governo locale nell'anno 2007. Al centro della contesa la situazione economico-finanziaria del comune. Ieri sera l'ex sindaco Francesco Zappavigna e i componenti di quella che era stata la sua giunta, Maria Rosa Caminiti, Antonio Crupi, Francesco Iemma, Sebastiano Primerano, Giuseppe Serranò e Bruno Squillaci, hanno convocato in un noto ristorante cittadino una conferenza stampa per approfondire le asserite dichiarazioni dell'attuale sindaco Vincenzo Maesano, che nella seduta consigliare del 27 dicembre scorso avrebbe addebitato ad un errore dell'amministrazione comunale a guida Zappavigna la causa del dissesto. In pratica la giunta Zappavigna avrebbe ritenuto prescritto un debito nei confronti della regione e pertanto non avrebbe ottemperato all'obbligo di pagare quanto dovuto per una fornitura di acqua potabile. Zappavigna ha affermato ieri che la linearità di condotta è fuori dubbio e che sulla questione bisogna fare chiarezza. Se errore c'è stato bisogna capire la genesi dello stesso, sebbene abbia ribadito che la sua attività politico-amministrativa non ha avuto sbagli. In una nota di convocazione della conferenza stampa l'ex sindaco aveva stigmatizzato l'episodio di lettere recapitate da alcuni cittadini di Bovalino dal movimento politico-culturale Agave che sostiene l'attuale maggioranza. In quelle missive si sarebbe fatto riferimento proprio alle cause del dissesto. Zappavigna ieri sera in buona sostanza ha dichiarato che lui e i suoi assessori non hanno colpe, avendo amministrato con competenza e impegno. Vedremo se ci saranno intanto risposte dal sindaco Maesano, il quale al suo insediamento ha oggettivamente dovuto affrontare non pochi problemi e decidere una serie di iniziative anche pesanti, pur ribadendo di voler dare una svolta alla città che amministra da poco tempo. La pagina del lavoro con la campagna della CGIL contro le illegalità nei call center. Sentiamo.
Si chiama Presidio Legalità Call Center, la campagna della CGIL Calabria per il rispetto del contratto e della normativa vigente nel settore call center. L'iniziativa è stata presentata a Catanzaro nel corso di una conferenza stampa. In Calabria, è stato sottolineato, sono 15.000 i lavoratori nei call center, 10.000 di questi hanno tutele contrattuali, rappresentanza sindacale e giusti salari, lavorando presso aziende grandi o comunque serie. Gli altri 5.000 invece lavorano in aziende medio-piccole che non garantiscono nessuna tutela. Abbiamo rilevato circa 240 attività di call center in Calabria e il 90% di questi non rispettano il contratto collettivo nazionale, il che significa che non pagano legittimamente le ore lavorate dai lavoratori e soprattutto non rispettano né diritti né, per quanto riguarda i fini previdenziali, i contributi. Oggi abbiamo fatto un ragionamento di suddivisione tra tutto il nostro gruppo dirigente, abbiamo 20 ragazzi che vivono e lavorano in alcuni call center strutturati e che quindi sono rappresentanti sindacali nelle loro aziende, avranno il compito a partire da oggi di andare a cercare di portare diritti e salario all'interno anche di chi sta peggio di loro, facendo lo stesso lavoro ma lavorando in aziende con imprese minori. Obiettivo dell'iniziativa dunque sostenere i lavoratori che sono senza tutele contrattuali e contributive, ma anche contribuire a regolamentare il settore, perché è evidente che con aziende che abbassano il costo del lavoro e che quindi possono partecipare agli appalti con il massimo ribasso, c'è il grave rischio di concorrenza sleale a danno delle aziende in regola. In Calabria non ci possiamo accontentare del lavorare a qualunque costo, ma dobbiamo cercare di mantenere una dignità del lavoro prima che una dignità del reddito. La Confagricoltura ha una nuova sede provinciale a Catanzaro, i particolari nel servizio. Non è stato facile acquistare lo stabile ed è stato ancora più difficile uscire dall'impasse economica che questo ci ha comportato, ma alla fine ci siamo riusciti. Queste le parole con le quali il presidente di Confagricoltura Catanzaro, Walter Placida, ha aperto la conferenza stampa della cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici della sede provinciale di Confagricoltura in via Marsico a Catanzaro. Alla presenza del presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, l'evento è stato anche l'occasione per intitolare la sala di presidenza alla memoria di Mary Cefali, imprenditrice agricola dell'Ametino, una fra le prime donne calabresi ad essersi distinta per intraprendenza e lungimiranza nel settore, al punto da fare della propria cooperativa la migliore della regione. L'obiettivo, ha precisato il presidente Giansanti, è far sì che l'agricoltura resti l'elemento centrale dell'economia nazionale. Una grande Confagricoltura è fatta anche da territori importanti e da grandi territori, e in un grande territorio come quella della Calabria, come la provincia di Catanzaro, la nostra sede territoriale non poteva che rinnovarsi con una sede più ampia, più importante, perché è importante il settore dell'agricoltura, sono importanti gli agricoltori e Confagricoltura questo lo sa bene. E io sono venuto ad ascoltare la voce degli agricoltori, perché la Confagricoltura è la casa degli agricoltori, è quell'associazione che parte dall'ascolto del bisogno dell'agricoltura e degli agricoltori italiani per rappresentarle alle istituzioni. Punto di ripartenza, ma l'inaugurazione della nuova sede rappresenta anche l'occasione per fare un bilancio della situazione per un settore, quello agricolo, la cui crescita è vera e dichiarata, ma che presenta ancora molte problematicità. Un piano di programmazione per l'agricoltura italiana, un piano verde. Oggi abbiamo necessità di sapere dove vogliamo portare l'agricoltura italiana. È finita l'epoca dell'improvvisazione, è finita l'epoca del chilometro zero, è finita l'epoca del piccolo e bello. Oggi i mercati sono globali, oggi le clementine calabresi, i prodotti dell'ortofrutta calabrese vanno in giro nel mondo e per essere presenti nel mondo bisogna essere competitivi, vanno rimossi tutti gli ostacoli che gli imprenditori trovano, ostacoli infrastrutturali, ostacoli fiscali, ostacoli previdenziali. Noi siamo agricoltori che operano in tutto il mondo e dobbiamo essere veloci, smart, ma soprattutto agricoltori competitivi. E siamo allo sport, parliamo di calcio, il Cosenza supera il turno di Coppa Italia battendo allo stadio di Via del Mare il Lecce. Sentiamo Gianluca Pasqua. Il Cosenza fa 13, vince a Lecce, supera il turno e accede alle semifinali di Coppa Italia Lega Pro, dove troverà la Viterbese in doppia sfida. I lupi travolgenti a Via del Mare, a testa alta contro la capolista del girone C, come era successo al Massimino contro il Catania. Squadre diverse rispetto al campionato, ma non stravolte. I rossoblù sfiorano subito il vantaggio. Contropiede costruito da Mungo e Perez, passaggio per l'attaccante per Trovato, che però strozza il tiro e non riesce a inquadrare la porta. Poco dopo, altra occasionissima per i lupi, costruita da Bognotti e Bruccini. Il movimento di Perez libera Mungo al tiro, alto sulla
traversa. Il Lecce tenta da lontano, Caturano di sinistro, palla alta sulla traversa, l'attaccante giallorosso ci riprova, pallone in mezzo di Costa Ferreira, Caturano gira a rete ma Dermaco è decisivo. Il Cosenza prende campo, l'azione personale di Bognotti termina con un tiro di poco alto sull'incrocio. Nella ripresa subito un'occasione per Loviso che alza sulla traversa la posizione centrale, il Lecce è alle corde, Bruccini, Bognotti e Mungo sfiorano il vantaggio mentre i salentini giocano di rimessa e spingono con Di Piazza dalle parti di Zommers. Entrano Idda e Okereke e il nigeriano si fa trovare pronto sull'assist di Perez per il gol dell'1-0 che fa barcollare i padroni di casa. Il capolista trema, rischia su un'incursione di Ramos e capitola per la seconda volta sul calcio di punizione di Loviso che raddoppia. Cosenza gioca in scioltezza, controlla l'avversario ormai alle corde, la coppa sorride ai lupi. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Correnti fredde di origine artica hanno riportato condizioni di tempo instabile con piogge e nevicate che nelle prossime ore interesseranno monti e colline. Solo da giovedì pomeriggio è atteso un generale miglioramento. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Nella notte tra mercoledì e giovedì neve sul Pollino centro-orientale, Sila e Valle del Crati, oltre 400-500 metri, seppur non si escludono fiocchi anche a quote inferiori. Nevicati anche su Serre d'Aspromonte, oltre 700-800 metri. Piogge invece interesseranno il Cosentino Ionico, il Crotonese e le zone costiere tirreniche di Vibonese e Reggino. Nel corso della giornata poi ampi rasserenamenti. Vediamo ora invece le mappe di mari e venti. Domani mare molto mosso o localmente agitato lo Ionio, con venti forti da quadranti settentrionali. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito meteoincalabria.it. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. E grazie per aver seguito il nostro TG, buona serata. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.